Sono con il vice sindaco del comune di Sanguinetto, il dottor Luca Altobel. Il premio Castello è il più antico e io aggiungo anche il più importante premio di letteratura per ragazzi a livello nazionale. È un gioiello che abbiamo a Sanguinetto, nato a Sanguinetto grazie a personalità di Sanguinetto che l'ha fatto nascere come Giulietto Accordi, l'allora sindaco, e che l'ha fatto anche crescere grazie soprattutto a Giulio Nascimbene, il quale appunto è anche intitolato il premio da qualche anno. Abbiamo una giuria di esperti al quale appartengono insomma, grandi figure del mondo giornalistico e letterario locale, che seleziona 3 libri finalisti, i quali poi appunto durante l'estate sono stati letti da un centinaio di ragazzi delle scuole locali, i quali hanno proprio scelto il libro vincitore che conosceremo questa sera. Sono ora con il professor Paolo Marchi, ex docente universitario, qui a formare la commissione in qualità di presidente. Come sta vivendo questo momento, professore? Certamente quest'anno devo dire che la qualità dei testi dei libri presentati è significativamente più alta di altre edizioni. Ecco, questo come impressione generale posso sicuramente affermarlo. Ecco. Io passo la parola subito al sindaco dottor Alessandro Braga per un breve saluto. Grazie. Sì, anch'io vi do un cordiale benvenuto all'interno del Teatro Zinenti del nostro meraviglioso castello per la cerimonia di premiazione della 62esima edizione del premio Castello Giulio Nascimbeni di Sanguinetto. Porto il saluto mio personale e dell'amministrazione comunale ai componenti della giuria tecnica, nella persona del presidente, il professor Marchi, anche al dirigente scolastico, al professor Mariaci, a tutto il corpo insegnante e a tutti gli studenti che sono qui con noi e che hanno contribuito in questi mesi a selezionare il libro vincitore dell'odierna edizione. Il premio Castello è il concorso di letteratura per ragazzi più antico d'Italia e rappresenta per la nostra comunità uno dei 2 pilastri della cultura sanguinettana, affiancati infatti al premio internazionale di musica Gaetano Zinetti. In rappresentanza della Regione è presente con noi Vittorino Cenci, consigliere regionale, e anche il presidente della Commissione Cultura della nostra Regione, che ringrazio per la presenza. E quindi ringrazio il consigliere Mirko Bertoldo, che è un membro della Commissione Provinciale Cultura. Anche quest'anno, nei libri del Premio Castello, abbiamo trovato un filo conduttore. Infatti, tutti e 3 parlano di storie di adolescenti che, seppure in situazioni diverse, affrontano avventure anche di sfide. José, nella vecchia ferrovia inglese, sa inventarsi ogni giorno una nuova avventura. Sara, la protagonista di Sopravvissuta, si trova su un'isola deserta e in questa condizione, nuova per lei, riscopre il valore della vita. Sara ha una grande forza d'animo che la aiuta ad accettare la decisione imposta dal padre di partire in fretta e di abbandonare tutto, la casa, gli amici, l'amore. È la stessa forza che le permette di non impazzire sull'isola, dove è rimasta sola. Cerca di non aver paura. Ripone le sue sicurezze nel suo cane, che l'accompagna fedele, e nell'amica immaginaria che è al di là del mare, alla quale scrive lettere che poi infine bottiglie, affida alle onde. Spacciatore di fumetti, autore Pierdomenico Baccalario. Passo la parola al professor Zanotto per sentire i motivi di questa scelta. Grazie. Dunque, la prima cosa che mi ha colpito è la sottigliezza della scelta dell'autore di trasferire in un momento difficilissimo dell'Ungheria e di trasferire la dissidenza al regime a un gruppo di ragazzi. L'autore, con questa storia appassionante e coinvolgente, ci sottolinea l'importanza dell'esercitare la fantasia e del diffondere le nostre idee.